Grazie Natalia, grazie Radio Libertà. Io sono Luigi Sinatora e sto parlando a nome dell'Associazione di Volontariato denominata Ufficio Rapporti Sociali e ci troviamo come ufficio a None in via Volvera 3 e chi volesse collegarsi con noi può fare il 328 07 15 232 e siamo presenti fisicamente in ufficio il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 perché venendo da fuori lontano da None allora il tempo è quello a disposizione. Poi noi siamo al servizio dei cittadini, abbiamo un'email uff rapporti sociali @libero.it. Quindi se volete avere informazioni la radio al numero 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi al 340 6709 659 e quello che trattiamo noi a disposizione dei cittadini è per l'ufficio patronato, quindi pensioni, reversibilità, riconteggi, domande varie, servizi sociali con emergenza abitativa, ACT, bonus vari, eccetera, problemi legali con informazioni per vertenze civili, penali, sociali, amministrative e problemi condominiali con riguardanti le vertenze, le misure, le registrazioni, sono tutti i problemi. E poi abbiamo CAF e patronati a disposizione. Con la nostra associazione fanno capo anche a livello automobilistico e sociale. Abbiamo con noi Claudio Lipodio che è responsabile dell'Automobile Club Padania e poi abbiamo l'Automobile Club Canavese, il Registro Padano Veicoli Storici, i Muturvei, i Delta One, Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Italiano Veicoli Storici e con noi abbiamo anche associazioni di disabili che sono esattamente l'Associazione Senza Limiti e l'associazione anche importante di None che è con il presidente Concaluca Disabili Autistici ANGSA, cioè sarebbero esattamente, scusate perché devo muovermi, allora sono esattamente associazioni nazionali genitori soggetti autistici, quindi noi come associazione siamo al servizio di chiunque si rivolge a noi, eccetera. Oggi, come trasmissione, avviso Claudio Lipodio e Arturo Calligaro che ci stanno ascoltando, mi permetto io di illudervi perché abbiamo grosse cose da dire. Primo per quanto riguarda l'attività delle nostre associazioni con noi, cioè i Senza Limiti e l'altra che vi ho appunto ricordato, la NGSA, e cioè i Senza Limiti ieri, poi ce lo spiegherà il Presidente, hanno avuto la nostra Miriam, che è del nostro club, una mia cara amica, hanno avuto oro e titolo di campionessa italiana nei 200 misti con il tempo di 3 minuti e 20 secondi. Parliamo di medaglie d'oro e titolo di campionessa italiana. Ecco perché noi siamo un gruppo, la nostra associazione è una cosa seria, con persone intelligenti, preparate, formate e serie. Noi non raccontiamo palle, potete andare a controllare. Vi ho detto quello che è successo ieri, poi vi dirò quello che succederà oggi, grazie al loro presidente e mio carissimo fratellone Gianni Ferigo. Quindi poi per quanto riguarda invece Arturo e Claudio e l'ingegner Diego Cudia, ragazzi, c'è anche il problema dell'Alfa Romeo perché svela il nuovo sistema, cioè entro fine 2027, stiamo parlando facendo vedere che sappiamo cosa ci aspetta il futuro, grazie a voi che siete tecnici, politici e soprattutto professionisti, perché dice che entro fine 2027 Amelfi potrà contare anche su un nuovo modello Alfa Romeo con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale.
Adesso io vi ho rubato un po' di tempo, però di solito la mia abitudine è di dire di cosa si tratta. Voi siete superiori e quindi i temi, 2 temi ve li ho dati io, 2 o 3 temi, ma voi avete i vostri che sono più importanti. Parlo di Claudio come automobilisti e di Arturo anche a livello politico, perché guarda che i monopattini, guarda che se vogliamo cambiare di quello che ho detto, siamo in un casino enorme, specialmente a Torino. Adesso non è più un giorno che è stato approvato e obbligatorio, spiegatelo bene. Allora, adesso do la parola, mi spiace, al mio carissimo Achille Boeris, perché gli rubo il tempo, però lui è quello che mi dà una mano più importante. Achille, sei in linea? Sì, ci sono. Posso andare? Scusami Achille, ma ho dovuto dire quello che è successo perché tu fai anche parte dell'associazione dei Senza Limiti, quindi una medaglia d'oro non fa schifo né a te né a me né a tutti gli altri. Che ne dici? Certo, innanzitutto saluto te Luigi e Gianni e soprattutto gli faccio i complimenti per la medaglia d'oro conquistata e tutti gli amici della puntata odierna e tutti i radioascoltatori. Scusate se io quando sono davanti a questo microfono mi si secca la lingua eccetera, perché è difficile parlare davanti a una specie di microfono. Il 25/7 data nella quale si pensa alle ferie e pertanto noi anziani e genitori siamo di peso sulle spalle dei figli e allora o veniamo depositati a pronto soccorso o presso le RSA oppure si abbandonano nelle proprie case. Siamo pronti a dimenticarci dei sacrifici fatti in passato per noi. In molti casi questi sacrifici continuano perché il nonno va a portare i nipoti a scuola, alle attività sportive come sostituti di mamma e papà che lavorano. Il mio pensiero e le mie preghiere sono destinate a tutti gli amici ricoverati negli ospedali, in attesa di un'operazione o di cure, che devono sopportare l'afa di questo periodo. Guardiamo sempre verso il cielo. Dio non ha abbandonato i lebbrosi che ho visto nel 1966 in Burundi, e perché dovrebbe abbandonare noi? Malgrado il calore del periodo, vedo che l'erba dei prati e le piante che ci circondano sono sempre verdi. Mi auguro che i seminatori di odio, sia in politica che nella società, si possano ravvedere. Personalmente vivo il vero amore e termino con la mia frase, che è proprio la frase del cuore, quella che vivo. Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Buona continuazione di trasmissione e grazie dello spazio che mi è stato riservato. Buona giornata. Ciao, tu fai parte della famiglia, quindi tutti i sabati, buona giornata, ma devi dirla tutti i sabati finché si vive, vai tranquillo. Allora, Arturo, voglio dire anche a Claudio, attenzione perché tra poco faremo parlare poi Gianni Ferico, no? Il presidente. Arturo, Claudio, mi state sentendo? Uno dei due vuole rispondere? Ci sono, buongiorno. Natalia si collega con Gianni. Chi c'è? Io ci Claudio? sono, Luigi. Anch'io ci sono, Luigi. Ok, allora ragazzi, io vi ho detto di cosa si tratta. Prima di dare la parola a Gianni che ci spiega bene com'è la situazione, lo facciamo parlare un po' di più, mi sapete dire voi due sui 2 punti che vi ho dato se sono cazzato, se sono cose serie? Sia Claudio che Arturo? Dimmi. Allora, no, è un passaggio interessante di Stellantis. Io non sono tanto d'accordo su quel tipo di globalizzazione che ha ucciso un pochettino, ha spostato un po' la vera bellezza che c'era nel settore motoristico italiano, che era quella di avere tante menti piccole che facevano cose meravigliose. Quindi c'erano tanti piccoli costruttori, non menti piccole, pardon,
tanti piccoli costruttori magari, penso alla ISO, penso a Innocenti, penso a tutti quei piccoli marchi anche lombardi, piemontesi, emiliani, poi vabbè è nata la Motor Valley, ok, che facevano cose pazzesche. Adesso sono tutti acquisiti da qualcuno più grande che se li ha acquisiti, se li ha ciucciati come se fossero dei bastoncini di liquirizia, e oggi hanno abbandonato, pochi lo sanno forse, che Marchionne volle questa piattaforma da rendere universale per tutti i modelli, che era la Giorgio, si chiamava, cercatela su internet, piattaforma Giorgio, e leggete una storia interessante. Adesso verrà sostituita dalla STLA Medium, o in questo caso, che sarà sulla nuova Alfa Romeo, una macchina che andrà a fare l'evoluzione, la sostituzione della Stelvio col modello nuovo, e pare delle cose interessanti. Io, da buon appassionato di motori, poi ti lascio Arturo parlare, da buon appassionato di motori, quando vedo oggi un marchio Alfa Romeo mi sento un po' insultato. Quando vedo un'Alfa Romeo vecchia, cioè ancora la vecchia Alfa Romeo, o una vecchia Ferrari, quindi una vera Ferrari, penso che le Ferrari sono finite con la GTO, per quanto riguarda la mia fantasia sui costruttori di automobili, quindi l'ultima macchina costruita ancora con la filosofia di Enzo Ferrari. Poi si è arrivati all'F40 con le sue idee, ma per me l'ultima Ferrari vera era la GTO, figuratevi la vecchia. Quindi ben vengano questi cambiamenti, ben venga del buon lavoro per una zona che ha vissuto una rivoluzione, ovviamente, con i cambiamenti che ci sono stati. Speriamo che porti bene. Speriamo che porti bene a Melfi e che nasca veramente qualcosa di interessante. Diciamo che il marchio è proprio un marchio, è un adesivo messo su una macchina che potrebbe essere cinese o thailandese o americana o tedesca o olandese, e gli viene messo su l'adesivino Alfa Romeo col biscione, ma di biscione non c'è più quella vecchia anima. Che ne dice, signor politico? Buongiorno. Buongiorno, ciao Claudio, un saluto agli ascoltatori e un abbraccio a Luigi. Ma io, guarda, quando sento queste notizie provenienti dalla dirigenza Fiat, dopo le esperienze degli ultimi anni, cerco di andare a capire dove la fregatura, perché Esatto. negli ultimi anni, almeno noi a Torino abbiamo sperimentato, no? Tutte le soluzioni industriali proposte che hanno significato un esborso di denaro pubblico, no? O una richiesta di denaro pubblico. Noi che abbiamo una certa età, Claudio, noi siamo, io e Luigi, un po' più anziani di te, ci ricordiamo la vecchia Alfa Romeo, quando non faceva parte del gruppo Fiat e che era statale, quindi era di tutti i cittadini, un patrimonio comune. Poi la politica ha pensato bene di svendere questo patrimonio, anziché fare come i francesi con la régie, cercare di tenerselo e razionalizzarlo e mantenerlo in capo al pubblico come un elemento fondamentale della cultura nazionale e come un gioiello all'occhiello dell'Italia, no? Come era la Ferrari a suo tempo. E quindi questo percorso, vabbè, che oramai è storia trita e ritrita di come l'Alfa Romeo sia, io la ritengo decaduta. Tu l'hai citato con i modelli Alfa Romeo, quelli storici, e ricordiamoci che Alfa Romeo, quando è entrata nell'orbita della Fiat, ha tirato fuori, ha fatto dei flop che sono ancora adesso ricordati come pazzeschi, no? E quindi cercare di omologare un marchio come Alfa Romeo a quello che è un progetto industriale comune agli altri marchi è un po' sminuire quello che è Alfa Romeo, per cui
giustamente, come dici tu, la chiamiamo Alfa Romeo, ma diciamocelo, di Alfa Romeo c'è ben poco. Io mi ricordo quando l'Alfa Romeo, gli studi di progettazione, poi non andiamo a invadere il campo del garage dell'alfista di Antonino Danna, ma quando l'Alfa Romeo correva in Formula 1, no? Per cui riusciva a gestire una squadra di corse e sviluppare una tecnologia che sì, ha vinto mi pare un gran premio, però era in competizione con gli altri marchi quando molti marchi non erano ancora presenti. Poi appunto la politica, in un senso la politica industriale, con l'assorbimento da parte di Fiat di questo marchio, abbiamo altri marchi nobili che facevano parte del patrimonio industriale italiano, tipo Lancia, che quando sono confluiti nel marchio Fiat hanno perso la loro caratteristica, la loro peculiarità. Lancia con Fiat dobbiamo dire che magari nel mondo dei rally ha ancora detto qualcosa, però far parte di un grosso processo industriale fa sì che che si sminuisca un po' la caratteristica che avevano certi marchi e che erano, come dicevo, un fiore all'occhiello della nostra industria. Ma guarda, Per cui ti dico, io quando sento queste notizie sono un po' prevenuto, ecco. Ci credo. No, ti credo anch'io. Si userebbe in modo, tra amici si userebbe un termine diverso, meno radiofonico, che si stringe qualcosa da qualche parte. Insomma, si direbbe anche in dialetto, forse. Ma io penso che Alfa Romeo, se fosse, io ci ho lavorato negli anni 90, anni 80, anni 90, ero un manutentore all'interno, quindi seguivo tutta la parte di impianti di raffreddamento, quindi la climatizzazione, le cucine, alcuni impianti produttivi, tutto quello che era il raffreddamento arrivava alla mia ditta come manutenzione, come costruzione, come cose. Quindi ho fatto un po' di lavoro lì, ho conosciuto tanta gente lì. Anche lì devo dire che la politica ha fatto danni inimmaginabili. Io sapevo e lo sapevo nel periodo dove la Fiat stava diventando potente, dicevano forse ci compra la Fiat, per dirvi in che periodo ero io dentro a lavorare, ero un ragazzino, e questi qua ci dicevano ci compra la Fiat, e poi dicevano che c'erano macchine che uscivano dalla produzione, per esempio il ponte posteriore di, non mi ricordo se era la 33 o la 75 o le prime 164, e già erano andate oltre alla logica Alfa Romeo, anche se purtroppo, anche se in quel periodo erano ancora Alfa Romeo, cioè c'era la fonderia dove fondevano l'alluminio, la ghisa per fare i motori, c'era il reparto della lamiera, entravano le bille di lamiera, i rotoli, facevano tutto, tranne alcune plastiche, forse le prime plastiche che arrivavano nei camion da fuori, ma la gran parte del lavoro era tutto fatto all'interno. Entrava la lamiera, entrava le polveri dei metalli, uscivano le macchine finite. Purtroppo c'è stato il periodo sindacalizzato dove le macchine venivano montate male apposta, perché la macchina doveva perdere il ponte posteriore al primo dosso o alla prima cosa in velocità, non fare danni magari grandi all'autista, ma perdere un pezzo che rendeva inutilizzabile la macchina per tanto tempo. Quindi questi sputtanamenti sono stati voluti dall'interno, diciamolo all'interno. Ci sono leggende che dicono che erano persone della Fiat mandate là apposta come dipendenti per fare danni. Altri dicono che erano le sinistre, sindacati che rallentavano le produzioni, erano sempre in sciopero per fare casino. Oggi l'Alfa Romeo, senza tutte queste porcherie, senza tutte queste schifezze, sarebbe in competizione con la Ferrari e con la Mercedes, per la logica che aveva l'Alfa Romeo. Non ci sarebbe un centro commerciale al posto dello stabilimento. È un altro brivido che mi è venuto. Come dici tu, quando vedo certe decisioni mi si stringe un po', no? Mi viene da pensare. E a voglia, la gente è contenta di andare in un centro commerciale, cioè diventare consumatori. Prima lì si produceva, adesso si consuma e la gente non pensa. Questo è il grande danno che ha l'Italia oggi.
Melfi rischia di fare la stessa fine, poi quando decidono di cambiare dall'ultimo modello fanno un bel centro commerciale, tutti dentro a mangiare la pizza, mangiare da McDonald's, e chi se ne frega, no? Fare la spesa nel grande centro commerciale della grande famiglia e tutti via, tutti contenti. E loro fanno sempre soldi e noi siamo nella cioccolata, si dice. Arturo, e lo so che è un mio ragionamento un po' fantascientifico, ma non è molto lontano dalla realtà. No, tutto sommato si abbinano le scelte politiche, ovvio, con quello che su quello che danno indicazioni i cittadini, perché quando i cittadini votano una certa classe politica in qualche modo è perché condividono queste scelte. Sono un po' come le amministrative, no? Dove tipo Torino e Milano si elegge un sindaco, poi questo sindaco non attua le politiche che i cittadini aspettano e i cittadini si lamentano e vanno dalla minoranza a cercare una sponda. Però bisogna riconoscere che il voto favorisce chi ha preso queste indicazioni. Anche in questo contesto di Green Deal nel quale siamo immersi con queste direttive europee, sono frutto di un voto fatto dai cittadini che adesso si lamentano e speriamo che se ne rendano conto. Quindi tutto quello che dici tu in qualche modo è condizionato dalla politica, è condizionato anche un po' dagli elettori, da chi va a votare, che magari non percepisce queste cose che percepisci tu. In collegamento c'è Diego, che saluto Diego, e quindi magari sentirei anche la sua opinione su questa nostri nuovi sviluppi di Melfi sull'Alfa Romeo, se anche lui le stesse sensazioni che abbiamo noi. Cosa ne dici, Diego? Buongiorno Luigi. Buongiorno Luigi, Pronto? grazie per l'invito, Sì, buongiorno a tutti. Ti sentiamo, Diego, vai pure. Sì, buongiorno Luigi, grazie per l'invito, sempre ben accetto, buongiorno soprattutto ai radioascoltatori di Radio Libertà. Ho ascoltato gli ultimi 5 minuti di cose giuste e sacrosante che avete detto e non posso far altro che condividere e far capire ai radioascoltatori che la nostra età, l'età che avete menzionato così, l'età di chi ha superato da un pezzo gli ANTA e di persone che sono testimoni di un passaggio ormai, io lo definirei da tecnico, da tecnologico epocale. Avete giustamente citato il periodo in cui le cose si facevano in fabbrica, i motori, le lamiere, fino alle viti, le cerniere, eccetera, ma abbiamo visto tutti che con la globalizzazione e anche quello che citavi prima, giustamente Arturo, l'ingerenza politica sulla tecnologia, soprattutto sull'automotive, sulle automobili, che ricordiamo ormai è un bene imprescindibile. Dopo la casa la gente dovrebbe avere diritto a quasi per statuto cittadino ad avere una macchinina, ecco, e non un monopattino, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Quindi cose sacrosante. Oggi ci troviamo, ecco, a trasformare i vecchi impianti dove prima si facevano, si stampavano le lamiere, a fare supermercati oppure parchi giochi e magari qualche altra cosa. Quindi, e questo però dovrebbe far riflettere su una sorta di coabitazione tra una, come dicevi tu Arturo, una classe politica che oggi, diciamolo, con gli anni, io non cito, non voglio puntare il dito, è una classe politica che non ha saputo, diciamo, ha mal gestito il rapporto con gli industriali dell'automotive, surclassandoli, subissandoli di tasse, mettendogli anche i bastoni tra le ruote, e non ultimo
la mancanza di protezionismo, come avevi citato prima, come fa la Francia, che invece protegge le sue creature automobilistiche, perché ricordiamo che comunque l'automobile, prima di essere, oltre che essere un mezzo di trasporto, oggi, soprattutto oggi, che c'è una storia ormai centenaria delle grandi case automobilistiche, Alfa Romeo non ultima, è un bene culturale, perché ha trasformato un paese. E tutti noi siamo figli comunque dell'automobile, ecco, tutti noi, chi dentro, chi fuori, comunque se non c'era l'automobile, insomma, proviamo a pensare dove saremmo o dove non saremmo arrivati, ma chiudiamo questa parentesi un po' romantica, eccetera. Quindi purtroppo oggi siamo di fronte, i radioascoltatori gentili devono capirlo, cioè bisogna capirlo, una sorta di, chiamiamolo rinascimento, oppure svolta epocale, quando dentro una casa hai i cinesi, tra un po' gli indiani, poi arriveranno gli africani, poi arriveranno i giapponesi, eccetera, e ormai la casa automobilistica italiana è destinata al destino segnato. Uso queste due parole, destino segnato. Certi politici non ci danno, io parlo da chi produce e progetta automobili, mezzi di trasporto e dentro così. I politici italiani soprattutto da una certa età. Tu Arturo dici bene, diciamo da Marchionne in poi, perché comunque è stato un uomo che credeva in certi valori, proteggeva certi marchi, poi chiaramente mancando, come dire, quando il gatto non c'è i topi ballano. Dispiace vedere un marchio storico come quello dell'ingegner Romeo, ricordiamo tutti che era la seconda casa automobilistica ancora prima della Lancia, l'anonima lombarda fabbrica automobili dell'ingegner Romeo, che abbiamo studiato tutti al Politecnico per quello che ha fatto. Anche lui dobbiamo lasciare spazio per la pausa, abbi pazienza, sì, riprendiamo dopo. Volentieri, prego, scusate, prego. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Di nuovo a voi la linea. Sì, grazie Natalia. Diego, sì, è chiaro, adesso sentiamo anche Claudio, perché anche lui ha una posizione ben chiara su come l'industria automobilistica in Italia, soprattutto se risaliamo ancora prima da Marchionne, dobbiamo arrivare a Romiti, dove anziché un modello industriale ha imposto un modello finanziario alla Fiat, e quindi la finanza superava la parte industriale, no? Quindi era più importante curarsi del lato economico generale che non quello finanziario, e quindi cercare di entrare nei mercati della finanza anziché quello industriale. Forse
quello che si diceva prima, il fatto che i francesi abbiano mantenuto in capo allo Stato una quota fondamentale e importante nel controllo dell'industria automobilistica ha impedito questo fatto. Da lì, da Romiti in poi, è stato un lento declino della parte industriale di Fiat, come dicevi tu, con la vendita di marchi famosi a chi si affacciava sui mercati, anziché curare l'immagine e il fatto di creare dei prodotti all'avanguardia e stare sui mercati con prodotti competitivi. Claudio, no, volevo, scusami Arturo, vai Diego. Scuso. Sì, volevo solo concludere il concetto, poi lascio. Allora, siamo in un periodo, poi chiaramente sto parlando con delle persone che già si sente, sono abituate a doversi adeguare, chiamiamolo una sorta di pragmatismo tecnologico oppure professionale. Presumo che tu, quando studiavi architettura, sì, come me, comunque allora si sentiva parlare dei pannelli o di qualcosa, eccetera. Oggi, se in una casa non hai un pannello oppure una pompa di calore, la casa è vecchia, oppure certe cose. E quindi ho il signor Lipodio, che il suo lavoro è egregio, perché se prima si occupava di raffreddare i motori, le cucine e quant'altro, probabilmente oggi si dovrà preoccupare di raffreddare le batterie, perché comunque se non lo sta già facendo, insomma. Però io ricordo ai radioascoltatori che i discorsi che facevo con Luigi Sinatora, che comunque penso che mi sta ascoltando chiaramente, non dobbiamo dimenticare comunque quello che è più importante nel mondo della tecnologia e della cosa, la forza del lavoro. Cioè, per me va tutto bene entro i limiti, diciamo, della decenza e anche della cultura, ma comunque lasciare a casa migliaia di persone di lavoro, migliaia di lavoratori, scusate, ma sono un po' emozionato perché vedo le ultime notizie, e questi discorsi li facevamo proprio in illo tempore con Luigi Sinatora. È inaccettabile lasciare a casa migliaia di persone. Prego. Sistemi di raffreddamento. Oggi l'acqua sta diventando un bene e diventerà, non voglio dire più costoso della benzina, non voglio portare sfortuna al sistema, ma più importante sicuramente. C'è chi sta dicendo cose inumane sull'utilizzo dell'acqua, soprattutto quella potabile. I non addetti ai lavori, diciamo che ultimamente si sono persi, che in Piemonte, forse tu Arturo lo sai, sono state vendute 3 centrali idroelettriche, se non sbaglio, a una ditta che dovrebbe usare quell'acqua per i data center, per 3 data center. Stanno dirottando l'acqua, tra l'altro l'acqua quella potabile, quella potabilizzabile, quindi che basta veramente poco, una buona filtrazione, una buona depurazione, acqua è utilizzabile per uso umano. E non penso al latte industriale, penso all'acqua del rubinetto di casa. Vado anch'io in Brasile, dove c'è un pozzo, dove ci sono le cisterne, dove l'acqua di rete non c'è, anche in paesi, anche in città medio grandi, ok? Ma noi siamo, per fortuna nostra, abituati ad avere il rubinetto in casa, in cucina, in bagno, che lo apri, esce l'acqua, perché c'è la pressione, c'è il circuito, c'è tutto fuori, un'infrastruttura che fa in modo che io ce l'abbia l'acqua da bere. E questa cosa sta diventando importante perché la stiamo trascurando. Una volta le centrali idroelettriche, quindi l'acqua che scende dalle montagne, dagli invasi in montagna per fare energia elettrica, erano state fermate perché era costoso fare manutenzione. Pensate quanto erano imbecilli, scusate il termine, le persone che abbiamo messo a decidere del futuro del nostro futuro, no? Quanto sono, perché sono ancora lì molti imbecilli, queste persone che hanno deciso che costava troppo fare manutenzione ai sistemi idroelettrici, perché mandare sull'acqua di notte per rimandarla giù di giorno, quindi quando serve la corrente faccio girare la pompa, quando la corrente non serve
uso un po' di energia per rimandare sull'acqua. Sembrava una cosa stupida, era una cosa molto intelligente, anche se anche a me all'inizio sembrava una roba stupida, cioè mandi giù l'acqua di giorno, la rimandi su di notte, ma sei scemo. E invece poi me l'hanno spiegata e aveva senso. Quando la corrente costa poco la rimando su, quando la corrente ce n'è bisogno tanta, la mando giù, così c'è un mio surplus di energia. Queste manutenzioni costavano tanto e allora decisero di fermare le pompe idroelettriche, fermare le centrali idroelettriche. Oggi c'è chi va in giro, la maggior parte sono aziende estere, che vanno in giro e si comprano questi impianti, praticamente glieli regaliamo, perché noi siamo totalmente imbecilli. Penso a noi come le persone che abbiamo messo su a fare funzionare di questo sistema. Se poi vai a scavare, gratta, trovi sempre rosso alla fine, purtroppo, perché il funzionario arriva sempre dalla stessa parrocchia o arriva sempre da quel giro lì. E quella gente pensa solo, come hai detto tu Arturo prima, come hai detto voi prima, pensano solo alla parte finanziaria del sistema, non alla parte tecnica, non al futuro. Quando si fa un qualcosa non si pensa come sarà fra 10, 20, 30 anni. Sarà ancora utile, sarà ancora funzionabile, come progetto un sistema per fare in modo che nei 20 anni si possano cambiare i pezzi per farlo rimanere sempre in efficienza. Io quando progetto un impianto, grazie per la citazione sui miei impianti frigoriferi, sì, il freddo, il raffreddamento, i sistemi sono sempre stati importanti, trascurati anche perché io ero quello dei condizionatori, fa niente che poi facevo andare il raffreddamento delle teste delle presse che servivano per fare le testate, perché anche quella era acqua refrigerata, quella non veniva guardata, no? Ma tante cose sono state trascurate e purtroppo in quei posti ci sono messi persone a prendere grandi stipendi, ma cervello zero. E oggi iniziamo, ma non abbiamo ancora pagato le conseguenze. Oggi stiamo iniziando a pagarne le conseguenze, o no, Arturo? Sì, paghiamo le scelte fatte sul Britannia un po' di anni fa, no? Dove quei personaggi del Britannia hanno svenduto il patrimonio pubblico, quindi hanno svenduto Eni, hanno svenduto Telecom e quindi conseguentemente hanno svenduto anche le centrali. Ma da quanti anni è che non si costruisce più una centrale idroelettrica con fortunatamente la ricchezza di acqua che abbiamo qua nel nord? Perché? Perché anche lì c'era un indirizzo politico che bisognava tutelare l'ambiente a prescindere, no? Negli anni 50 e 60 si sono fatti gli invasi, i bacini, addirittura allagando interi paesi, trasferendo paesi, no? In Trentino c'è quel famoso campanile che spunta dal lago, no? Proprio perché la necessità di energia portava a dover realizzare queste infrastrutture che oltretutto una volta costruite portano energia pulitissima, no? Perché è l'energia più pulita che ci sia. Sì, deve essere anche controllata e fatta con tutti i canoni costruttivi e tutti gli approfondimenti necessari, perché abbiamo assistito a delle sciagure tipo Longarone, che è dovuto non al crollo della diga perché la diga è ancora in piedi, ma perché c'era una ricerca geologica che non è stata fatta, oppure a Stava, no? Abbiamo alcuni episodi, senza ricordare quelle più indietro della diga del Moncenisio, però se contiamo le sciagure si contano sulle dita di una mano. Però da quanti anni, da quanti decenni non si costruisce più una diga sulle nostre montagne nonostante lo sviluppo energetico? In Italia non vogliamo nulla, non vogliamo l'energia nucleare, non vogliamo l'energia idroelettrica, non vogliamo le pale eoliche. Però alla fine della fiera, come dici tu, c'è una richiesta di energia e tutti si lamentano poi se abbiamo i blackout nelle nostre città nei periodi di maggior richiesta. E quindi capisci che quando si svende il patrimonio pubblico e si lascia in mano ai privati, è chiaro che il privato cerca il profitto, cerca una soluzione finanziaria, non cerca una soluzione industriale. Negli altri paesi europei
non abbiamo seguito questo modello perché abbiamo ancora le grosse industrie di interesse pubblico in mano allo Stato. Da noi si è preferito fare una scelta, diciamo si è preferito, è un termine eufemistico, però c'era questo indirizzo politico, c'era la finanza che premeva sulla politica, e quando la politica si fa condizionare dalla finanza la cosa non va molto bene, no? Cioè è chiaro che l'economia deve condizionare la politica, però non deve condizionare, è la finanza che non deve condizionare la politica. L'economia sì, la finanza no, perché nella finanza l'obiettivo è portare utili agli azionisti, mentre in un progetto economico gli utili devono andare allo Stato, ai cittadini, un beneficio ai cittadini. Però è chiaro che adesso si sta tentando di fare retromarcia, lo vediamo con Poste che tenta di acquisire il capitale di TIM, no? Perché ci si è accorti di questi errori e che anche i capitani coraggiosi noi che abbiamo una certa età ce li ricordiamo, hanno fatto tutt'altro che portare lo sviluppo nel nostro paese della nuova rete tecnologica e delle nuove tecnologie. Per cui Arturo, quando scusami, appunto si lascia alla finanza succede questo. Arturo, chiedo scusa se ti interrompo, Arturo. Dimmi Diego. Pronto, chiedo scusa. Sì, è una mentalità brutta, non voglio usare il termine imbecille, comunque una mentalità quasi bambinesca, ecco, usiamo un termine che tutti possono capire, come adesso ci si rende conto che è meglio finire la guerra, ma non perché siamo bravi a fare la guerra, perché sono finiti i soldi e i giocattoli si sono rotti tutti quanti, però dopo 5 anni con migliaia di persone morte e paesi distrutti, ecco. È brutta questa cosa, cioè fai delle cose, sembra che proprio sembra un gioco delle parti, ecco. Non mi sogno sono un paese tranquillo così, però faccio la guerra perché metto in moto miliardi, mi daranno dei soldi, ricostruirò un paese, parlo, insomma, le persone più attente più o meno sanno di cosa sto parlando così, però ci si rende conto forse sarebbe meglio fare la pace perché non sono finiti i soldi, non ce li danno più, quindi non c'è più il giocattolo con cui farlo andare. Scusami se ho usato questo paragone, ma anche per le case automobilistiche è così, quindi insomma di cui si parlava prima. Ecco, prego, scusami di nuovo, prego Arturo. No, Arturo, ascolta, una cosa, visto che, scusami, veramente cerco di farli in 60 secondi. Noi ci dimentichiamo una cosa, persino gli americani fanno finta che la persona non sia esistita e le chiamano legate al territorio. Pensate a uno dei monumenti più belli, dicono, non le ho mai viste di persona, ma dicono che sono molto belle, molto potenti, sono le cascate del Niagara. Io quelle cascate dal 1893 le avrei chiamate le cascate Nikola Tesla. Per quale motivo? Io adoro gli scritti, i progetti, le cose, dove posso scavare su Nikola Tesla scavo. Nel 1893-1895 Nikola Tesla progettò il sistema di generazione di corrente alternata per sfruttare e utilizzare le cascate del Niagara come mega generatore. Ne hanno appena fatto manutenzione anche pochi anni fa, una decina d'anni fa forse. Hanno svuotato le cascate per fargli manutenzione a questi impianti che ancora oggi funzionano. Dal 1895 hanno iniziato a trasmettere energia, 1895 che funzionano e generano corrente per non so quanti milioni di persone, sfruttando un bene bellissimo, la natura, usando in modo intelligente la natura, senza stravolgerla, facendone passare una parte all'interno dei generatori. In questi 2 anni fu progettato e realizzato uno degli impianti più potenti del pianeta, o più importanti del pianeta,
E questa cosa viene in Italia è stata sputtanata alla grande, cioè noi abbiamo cose meravigliose che non usiamo, ma là le usano. Io Mi per quanto permetto riguarda invece il discorso politico, io farei un po' come ha fatto Traore, chiedo scusa, cercatelo eventualmente, sì, e direi come hanno fatto lui ai francesi: signori, abbiamo dato abbastanza, arrivederci, potete andarvene, avete 24 ore per levarvi dalle cosiddette. Io farei la stessa cosa anche qui con alcune aziende che erano di Stato, che sono diventate private, direi: signori, da domani questa azienda è di Stato di nuovo, avete 24 ore per andarvene, oppure vi faccio vedere tutti i reati che avete commesso da quando avete iniziato a fare soldi. E la gente inizia a tirare sulla testa, ma in Italia questa cosa non succede. Non siamo io in mi Bulgaria permetto, dove c'è mi permetto, o in altri chiedo paesi dove scusa. c'è un'altra mentalità. Sì, mi permetto di sentire una cascata, non può avere il nome, anche se ammiro l'ingegner Tesla, non può avere, qui parlo, chiamo in causa un architetto, quindi una cascata non possiamo dare il nome di un ingegnere, un Certo, monumento era sì, una perché la cascata provocazione, ma è già tanto che ci danno, che ci danno i corsi, Corso Agnelli, via Olivetti, Corso Olivetti, e magari, che ne so, come si chiama, Parco Tognazzi oppure Alberto Sordi, i grandi, Otto, eccetera. Ma un monumento nazionale, chiamiamolo, creato dal Signore, no. Mi permetto di fare questo, ma più che altro per farlo capire, magari si potesse dare a una cascata oppure a un monte il nome di chi l'ha scoperto oppure di chi lo ha valorizzato, ecco. Ma le cascate del Niagara non l'ha fatta Nicola Tesla, l'ingegnere Eiffel ha fatto una bella torre, facciamolo capire ai radioascoltatori, ma una cascata è venuta così, ecco. Prego. No, io scusate se interrompo un po' questo ragionamento che è utilissimo, che è interessantissimo, però prima che Luigi ci sgridi dobbiamo parlare dei monopattini, che è il tema più cogente, chiamiamolo così con un termine raffinato, dell'attualità. Vorrei ricordare, per chi non è della zona di Torino, che solo l'altro ieri sulla statale a Carignano c'è stato un incidente di un monopattino che viaggiava tranquillamente su una statale, e quindi l'ennesimo incidente causato, non lo so, provocato, in cui è coinvolto uno di questi aggeggi della mobilità leggera, no? E dove appunto anche a oggi, e nonostante continuino a verificarsi incidenti, va molto a rilento la campagna di assicurazioni e di controlli sui targhini in questi mezzi, no? Abbiamo avuto notizia che in alcune città le flotte delle compagnie che noleggiano questi monopattini si sono ritirate, per cui è un processo in itinere. E dovremmo vederne molti di meno monopattini, perché appunto i costi di gestione sono aumentati notevolmente, però continuiamo a vedere ancora incidenti, continuiamo a vedere girare questi mezzi senza casco, e non solo l'assicurazione come può essere controllata da quelle targhe, diciamo così, che non si possono leggere con i mezzi automatici, con le telecamere, come avviene per i normali ciclomotori, motocicli e autoveicoli, quindi non c'è questo sistema di controllo su anche l'efficienza di questi mezzi, come può essere una revisione obbligatoria periodica per le autovetture, e quindi siamo ancora molto indietro dal poter dire di aver messo in sicurezza questi mezzi. Quindi io passerei la palla a te, Claudio, che sei quello più aggiornato all'attualità. Ho voluto solo ricordarti l'ennesimo e l'ultimo incidente che ha visto coinvolto uno di questi mezzi solo l'altro giorno sulle nostre strade.
la tua opinione, il tuo aggiornamento qual è su questo percorso in itinere, Claudio? Che ti confermo, anch'io sto monitorando un pochettino le situazioni, ma la guardo sì con una logica tecnica, perché è giusto, noi siamo persone che guardano le cose sempre la stessa cosa con un occhio diverso, con una forma diversa anche, ma purtroppo certi, per esempio con lo sharing dei monopattini è nato perché qualcuno ha fatto un botto di soldi, scusate il termine, portandosi qualche container, piazzando un container a Milano, un container a Torino, e dico uno, pieno di monopattini da mettere a noleggio. Quindi lì hanno beccato tanti soldi e hanno fatto grossi guadagni in quel periodo, qualche anno fa, quando è iniziata l'avventura di questo sharing dei monopattini, perché l'hanno venduta come una cosa intelligente che avrebbe fatto del bene alla natura, del bene all'ambiente, del bene al traffico, del bene dappertutto. A Torino quest'anno c'è un 20% in più di incidenti stradali con feriti e con persone che hanno lesioni importanti, diciamo, dovuti ai monopattini. C'è un 20% in più di incidenti. Cioè siamo quasi a 300 incidenti, mi sembra, quest'anno già, con persone che hanno avuto danni importanti. Quando uno ha un monopattino che va a 60-70 all'ora o anche 50 all'ora e va per terra, si fa male, soprattutto se è col giacchino, in maniche corte, in pantaloncini, tira una testata per terra, rimane lì o rimane invalido. Io ne so qualcosa, io ho avuto un incidente qualche mese fa, sono ancora in recupero cerebrale, perché io non lo so ancora, non me lo ricordo purtroppo cosa mi è successo, sono andato in coma grazie a questa caduta, mi sono risvegliato fortunatamente dopo una settimana, sono qui che sto parlando, quindi sono molto fortunato, ma so cosa vuol dire nel mio piccolo avere tutto che funziona, ma il cervello pilota un po' a cacchio suo, a modo suo. Vedete, anche il mio modo di parlare in alcuni casi è un po' diverso. E quindi quando si tocca la testa delle persone, quando queste persone tirano una testata per terra, una facciata per terra, ragazzi miei, i reset neuronali, quello che succede è un casino. Dopo non ne sentiamo parlare più, ma magari ci mettono 2 anni a rimettersi in piedi queste persone. Se si rimettono in piedi, tornano ad avere una vita quasi normale. Io sono stato fortunato, altri non hanno questa fortuna. Qualcuno si rompe solo un braccio, un polso o una caviglia. Sta finendo quel mondo lì. Oggi sta finendo quel mondo lì, il mondo del noleggio, perché stanno vedendo che cominciano a dover spendere un po' di quei soldi che hanno guadagnato nei primi periodi, quindi l'assicurazione, e il targhino, e gli obblighi, e i controlli, e le regole, perché per mettere il targhino devi fare anche il controllo che il motorino non sia stato manomesso, che vada alla velocità giusta, che sia nei parametri giusti, perché anche alcuni monopattini a noleggio andavano a 70-80 all'ora quando non potrebbero superare i 20, avevano la potenza necessaria perché la potenza la batteria ce l'ha, dipende dai cavi che hanno montato all'inizio e dipende da quanta potenza viene scaricata. Quindi più tempo, se io ho 100 kW posso usarli tutti in un secondo, metto un acceleratore da 100 kW, io per un secondo ho 100 kW di potenza e vado a 250 all'ora. Oppure metto che i 100 kg devono durare una settimana, funzionando tutti i giorni, tutte le ore, e quindi è 1 kilowatt. E quindi il motorino, il monopattino andrà pianissimo, nonostante la potenza. Dipende sempre come vengono elettronicamente tarati questi sistemi. E quel mondo lì sta finendo. Il mondo dello sharing così finisce, perché quei monopattini li troveremo purtroppo in qualche magazzino chiuso e saranno per i comuni, non per colpa, per i comuni saranno da smaltire, come è successo con i pneumatici, e quindi sarà un bel casino dopo. Bisogna stare attenti oggi, Arturo, sulle responsabilità. Chi ha fatto lo sharing deve firmare una carta dove si prende la responsabilità di ogni singolo monopattino che era a suo nome. Quello deve succedere oggi, se no avremo anche da smaltire quelli. Claudio, vorrei però attirare l'attenzione che il prossimo passo per le associazioni di tutela dei consumatori e degli automobilisti, di chi utilizza la strada,
sarà normare le biciclette, perché eliminando il monopattino tutto questo si trasferirà sulle biciclette, non quelle normali, ma quelle a pedalata assistita, che già adesso creano problemi e qualche incidente e che non sono normate da nulla. Per cui adesso è tardi, perché dobbiamo chiudere la trasmissione, quindi io ti passo la palla e così dai la tua opinione, magari anche Diego. Io intanto saluto voi, ringrazio la radio e auguro una buona giornata agli ascoltatori, e a risentirci per questa parte magari a sabato prossimo, dove approfondiremo questo nuovo campo di questa mobilità leggera che vogliono imporci. A voi la parola, Claudio e poi Diego. Ciao. Sì, una cosa importante, non ho parlato di ACP, ci sono 2 cose importanti in essere. Uno, mi raccomando, contattateci, soliti numeri, soliti contatti, solito numero di conto corrente postale. Abbiamo problemi con le poste italiane per decisioni loro, non ci fanno più avere i vostri bollettini quando ci fate il rinnovo. Mandateci la foto, mandatecelo anche soltanto in fotografia, per noi è sufficiente, e possiamo subito mandarvi la vostra tesserina, la vostra tessera di iscrizione e il vostro rinnovo. Settimana prossima vi parlerò un po' di ACP e di registro padano veicoli storici, perché abbiamo 2 belle novità che stanno crescendo e ovviamente sarete tutti coinvolti. L'anno prossimo l'ACP compie 30 anni. Per ora vi dico solo questo: 30 anni di associazione. Faremo qualcosa di meraviglioso e sarà importante la vostra presenza, la vostra fantasia, il vostro aiuto in queste cose, perché c'è tanto da organizzare, tanto da fare, tanto da divertirsi. Un abbraccio a tutti, ci sentiamo sabato prossimo, avremo tante belle cose da dire. Anch'io saluto Luigi Sinatora e i gentili radioascoltatori che hanno dedicato il loro tempo ad ascoltarci, la pazienza anche. Buon fine settimana a tutti, a te la parola Luigi, a presto. Sì, io rubo un secondo alla nostra Natalia, che è sempre generosa alla Radio Libertà, quindi vi ringrazio di aver partecipato. Vi ricordo però che ogni volta che decidiamo di parlare di qualcosa, quando facciamo la trasmissione, non ce la facciamo in tempo, purtroppo è così. Ringraziamo comunque Radio Libertà. Ricordo, ragazzi, che quelli che decidono il monopattino sono gestori, che prima arrivavano perché non costava niente ed erano decine in città, in comune, in provincia, in regione. Adesso se ne stanno andando perché bisogna pagare 400 euro di multa per ogni monopattino. Fate poi i conti. Allora ringrazio Natalia, ringrazio Radio Libertà, vi ricordo che noi siamo l'associazione di Ufficio Rapporti Sociali a Volvera, in via Volvera 3, e chiamateci al 328 07 15 232, oppure chiamate la radio col filo diretto 02 92 94 7222, che diranno anche loro dove siamo e cosa facciamo. Vi ricordo il nostro motto di tutti coloro che sentite: è meglio perdere un attimo per la vita, purtroppo, che perdere la vita per un attimo. A voi tutti un forte abbraccio, un bacione anche a Nadia, a Natalia, che non si arrabbi, e poi dopo ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11. Grazie a voi studio.